primo appuntamento della serie di incontri di cena d'autore al ristorante V di Valdobbiadene. In questa occasione abbiamo potuto esplorare le toccanti storie dei sopravvissuti alla tragedia del Vajont, ispirati dal libro Dino e il Leccio di Eugenio Dalprà e Marco Marconato. Attraverso le voci autentiche di chi ha vissuto quella tragedia, il libro offre uno sguardo alla comunità di Caerano di San Marco che perse 31 vittime il 9 ottobre 1963. Una testimonianza importante per preservare la memoria di un dolore senza tempo. Il romanzo praticamente parla della storia di un bambino che racconta di essere stato, di aver vissuto la tragedia a Longarone ed era amico di questo Leccio. E in buona sostanza racconta tutta quella storia, quegli eventi che sono successi in quel momento lì, insomma, fin tanto quando è diventato adulto. Ecco, questo è un po' il senso del racconto. L'idea è nata a fine 2022, quando abbiamo scoperto che il 9 ottobre del 2023 sarebbe stato il 60° anniversario della tragedia del Vajont. Caerano è stata colpita particolarmente perché del Vajont sono stati 1910, 31 erano di Caerano perché erano dipendenti con le famiglie di una succursale che si trovava a Longarone di un cotonificio di Caerano. Per cui è diventato per noi, diciamo, quasi un obbligo fare qualcosa che ricordasse quella tragedia. C'è una interessantissima leggenda sarda, la quale dice che le anime dei morti vengono appunto accolte da questa pianta, dal leccio, che trattiene queste anime fino a quando Dio non ha intenzione di prenderle nella sua gloria, diciamo. Sono stati scritti tanti libri di storia, però abbiamo anche visto che a noi interessava tanto agganciare i ragazzi giovani, per cui scrivendo questo romanzo, scrivendo questa storia di Caerano, per me e per Maura era importante anche poi portarlo nelle scuole e avere, come dire, un aggancio, un qualcosa che potesse legare anche i ragazzi giovani, perché siamo convinti che se non facciamo memoria, in qualche modo esattamente ci dimentichiamo del passato e molto probabilmente o quasi sicuramente riusciamo a fare gli stessi errori, ecco, un po' questo. Il libro contiene anche, oltre alle testimonianze, molte testimonianze, anche ricostruisce anche tutta la storia della diga, dalle origini, dalla prima idea, fino poi alla tragedia, con tutti i passaggi intermedi, e poi anche il dopo, cioè la ricostruzione e anche il processo, insomma, quindi c'è tutta una parte documentale molto, molto interessante per chi non conosce a fondo la vicenda, insomma, ecco.